Signore benedica questo posto e lo renda libero da ogni peccato e tentazione. Il Señor benedica questo puesto y lo rienda libero de pecados y tentaciones. Sì, la diputasse Glasvia che sangue. Fundi, mi clami Suor Ginger e io ai Suor Bernardita Encarnación Anabela. Yo soy Suor Bernardita Encarnación Anabela. Come le chiavi di fu. Comunque, fatemi indovinare. 9 mesi di Madonna di mondo. Facete là, sono nome frare. Io lo so. Non fate spara. Le carmelitanes di Scotcis, visto come anche dei miei pari statuti. E quindi... I Sinfis di San Paolo e io dirigo la libreria Paolinis di Udine. Giusto, bella scrittrice. Se sono venuto di spaghetti, penso voi di libri. Non vedo mica voi di pubblicato. Scrittrice? Libri? Io so chi per Megnice. La scrittrice io sono niente. Megnice non è scrittrice. La señora no entiende. Ma c'è niente. Cagliere un mandello, mica un caffè. Comunque, quello che si senta è scopellini clari che si funziona qui. Il Signore benedica questa sede e benedica il santuomo che l'ha costruito. El santo hombre que la asamblada. Vedete, a Manzano lavora in anche tanti ferri. Se tu sai aspettare, ma lo signor però. Dura, belle salite a piedi. Si rivede sulla macchina finita. Non tocca fare il troi della capra. Sento, Ania. E mi sono fatta compagnia ai Suor Bernardita Encarnación Anabella. Yo soy Suor Bernardita Encarnación Anabela. Blasé, il non che non lavora in un call center, giustamente spinoso, dove perde il sonoro. Mi sono fatta compagnia perché non si sa mai di chiattare strane attorno. Vabbè, se scacci in strane, cantiere questioni. Ma mi cacchi i bussi. Ania, sei così contenta di violi che non tu sai. Il Signore benedica questo momento. El Señor benedica questo momento. Ieri va della Moinia. Signore, non sei stato abbastanza veloce a benedire. All'arrivata entra prima. Oh, se sdolcinate che tu sei vuoi a lutte. Visiti che io e te non vinni sangue, quindi tu puoi chiamarmi Suor Ginger. Ma allora, sua eminenza ecclesiastica Suor Ginger, se sento venuto da fare su, a rovinare sulle settimane di vacanze. Hai stato in me niente acclamando per una questione che riguarda Sofia. Avete, ti faccio notare che Sofie hai anche me figlie e questioni, a può discutere con me. Sa mia acclamare, sia che tu sei stato ingrati da una madre. Infatti, con te realizzate che era tanti volti e non si arrivasse a nessuna conclusione. Io, come voi di me, e impare e il sostegno di me Anie. Un sostegno perché ti dici c'è, che non io questo bleane scrivia per simuire, Visto che chi è di pratica non può fare nulla, si dai si potrebbe salva. Il Signore benedica questa pura acqua di montagna. Questa agua pura de montagna. Vedete lì? Non mi chiudo io a parte. la questione è un'altra. Tu non puoi continuare a rovinare la vita di Marti. Marti, Martina, le strepie poi, sai che vuoi avere di moda e chiamarsi così? Spero la prima volta di oggi si fanno chiamare così. Collega, une muine moderne, quasi quasi come suor Claretta di Sisterà. no Martina, che
mattina in le frutte col chiasso e spallis e non vada ora quei stupidi modi moderni, Io non sono stupido, vai capite, ci avrebbe voglia di dire che il vecchio sgrebione di toagne. Signore, perdona le parole di questo uomo. Anzi no, non sta perdonando e mandilo lei in sotto all'inferno. Tu chiacchiari come è stato conoscersi smarfina, come è stato conoscersi in tutte le situazioni. Ai figli di me niente. E io il diritto di spiegare il bielecci dalla vita spirituale. E io non sto dicendo il contrario. Ma la simile decidi di Bessone che benedette frutte, no? Il Signore benedica e protegga quella povera. Finiscile di domandare la benedizione per qualsiasi robe. Se si stufa, ti manda dos aetis. Ti mandare io dos aetis, ma non la capisci. Andiamo a fare passeggiate, no? Mi sa che non è il momento di chiacchierare di queste robe. Andiamo a vedere la vaca e se la casa. Ma io ti sapete che lì, che non mandi massima benedizione, se no per due schifsi, anche di così chiesi che tu vuoi, Se il mussa sgualasse, ti varesse invitati di mangiare la frutta. Il Signore benedica questo momento di pace. Ah, che bello! Trovo qualcuno con cui scambiare due parole. Oh, che bello! Trovo qualcuno qui là. Ecco finito il momento di pace. Sembra una donna molto impegnata. La senti so? Pure cuore impegnate. Come va, signor Berto? Sì, a volte bene, grazie. Oh, mi dispiace per dire, alle femmine non ha un rianduno per fare i... Anna, se io ti devo scusarmi per essermi intromessa in discorsi che non mi appartenevano. Puntini, puntini, puntini. E ha le fisse di mandare strepie e muine. Ho sentito, ma non mi pare molto convinta la ragazza. No, a lui. Come è? E ad insisti fino a sfinire che frutta è. Ma sicuramente lo fa per il bene della ragazza. Marcè, se conti obbliare frutte a farsi muine significa vuole bene. No, credo proprio di no. Sicuro di no. Ma che stai bene, io lo sai. E se mi dovete tagliare, io non sai c'è. Ma sa me che poi sa Charrier va bene le comitive di Giespis. Non va molto d'accordo con sua moglie, vero? Oh, poi, tutti interessati al mio matrimonio, Pure lei? Puntini, puntini, puntini. Credo che in fondo non sia come vuol far vedere. Credo che il suo cuore sia pieno di attenzione e di amore per gli altri. Lo leggo nei suoi occhi. Ah, beh, allora, se è così, miglior che te vuoi girare, se no, pensate che pure di scovianzi, tipo. Proprio oggi ho letto il mio oroscopo e diceva che avrei visto una persona cara che non vedevo da tanto tempo. In parte, Cassuno, vedi la possibilità di incontrare tanti, Proprio oggi Saturno e Marte si allineano con la Terra, non capita spesso. Oggi si fanno incontri speciali. Allora, speri che domani si mettono in rie anche Giove e Plutone, così magari vorresti picchiarli alle femmine. Ma perché ha sposato sua moglie? La domanda che io. Allora, perché ha sposato sua moglie? Insomma, allora, vi un fu di una storia là da filmare, no? E non avevi nessuna intenzione di tornare in Beolami con altre femmine. Ma dopo, poi con il succhiere. Sì, stavano anche bene insieme, ma io non arrivavo, li tiravamo dal chiaro, dalle vecchie flamme, no? Non arrivavo di smettere di E dopo un po', sì, gli assaggiamo cavalli robis, no? La macchina non è così comoda, pette di qua e poche di là, mi restate plene.
puntine di Bessoli consumari. E piano piano si è dimenticato della sua vecchia fiamma. Puntini, puntini, puntini. Beh, sì e no. Che macchina aveva? Non c'è interesse dalle macchine. Così, la chiami curiosità femminile. Allora che macchina aveva? Puntini, puntini, puntini. Non è che fosse stata una signore, sì, tutti che potevi permettermi erano le vecchie di anno. Oh ma, va bene, usala bene. Soprattutto in curva, vero? Sì, a conoscere gli anni. Diciamo che un vecchio amico me l'ha fatta provare. Che mi è dispiaciuto quando hai dovuto gallerie, o vai io per 2 giorni, Samantha. E scommetto che le piace andare al cinema di mercoledì, al bowling di venerdì e sabato passeggiate nei parchi. Allora, mi accusa a costa e mani, no? Faccia che riguarda i camminati, no, Conde, ho già dato per ma sentite che mi pare che io vi conosco. Fare proprio anche a me. Puntini, puntini, puntini. Ora è meglio che mi ritiri in camera mia. Puntini, puntini, puntini. Mi è venuta in mente una poesia da scrivere. Se dopo mi raggiunge gliela faccio vedere. Puntini, puntini, puntini. La poesia? E magari ci facciamo un'altra bella chiacchierata. Dai, perché no? Va. Arrivederci. Puntini, puntini, puntini. A dopo. L'aspetto. Puntini, puntini, puntini. Personaggio strano. È interessante però, sicuramente mi ordina la fede. Potrò la depressione. Sei depressione. Hai venuto un anno? Ah, beh, allora non è. Viste non è depressione, si chiama chiocca. No, alla microfoni. Hai venuto un anno? Ma mi sa più partiti che sta partendo a fare? Forse non era un anno. Allora, che si decidi perché io non sto capendo. Forse era un anno lei. Vuole primo, vuole l'aria per di mano. Lei tipo domanda a voi? La bottiglia da lì. No, le anime. Allora, che mi chiami le curiosità, se non fai a sapere che non hai un femmine, io non saprei gestirli. Forse allora non era un anno. Che si decidi però, Sì. Allora era un alieno? Sì, un extraterrestre. Bella, che hai a 20 mani tutti insieme, ecco il risultato. Stavi sistemando la mia partita. C'è partita. Titanic e da non Titanic. Oh, ma io la copio la fede, mi ha guardato in tutto questo, ma che gli anni si travestiti di alieno e un vecchio giochettone del non Titanic alla sociale. Allora, scusa, che cosa, Che partita la Dopri? Per portare in che non vuoi camminare che tremando dal lago. Ah, tu capita, sei in Italia infiata. E lui ha le caronde. Ma se non si chiama che pozzo di aria che definisce lago. Lago di Timauco? Ma c'è chissà di sé, a che ronde mi sarei stato a livello sbagliato. Insomma, non stavi sistemando la mia partita. Non lo so cominciare. E stavi dando le mani di vernice, no? Qualche dubbio con me. Ma mi si presentava lì. Ho visto di me. L'alieno. Alieno femmine! Torna a fare la domanda. Se non fai la sapere che non è vero femmine. Perché femmine... Cioè... le coppe? Quasi capito, l'alieno. Però un dormilò. E queste robe qua, questo alieno che stava sul tuppì così, no? Con i bracci dagli altri, sì. Magari era karate kick, cosa ne ritrovi? No, queste robe buttava dal lago, no? E ogni volta che buttava e saltava, ogni volta che saltava oh signore! Allora, io capisco che non sta passando un bel momento con la sua
3 metri, dove studi che atteggiamenti amorosi? Ma immaginassi che un alieno dedica di chissà quale galassia, per mostrare i Tetris? Vabbè, a me pare la visione di niente, dico io. Ah no, ma queste robe, con che buttava le robe dal lago e parlava, non si può, ma che pacca la mora, che non un pelo con la vede di piaghe, Sì, e magari non mi dimentico una del squalo, lo dirò tutte voi alla coda dei porcetti. Oh, sono traumatizzato. E io oggi pomeriggio ti senti come dopo queste storie? Non sai con la sbatteria. Provi con i tribù. E fuori. Poi di là, baiai. Ho trovato di essermi innamorato.